agosto 2019 siamo qui a Santa Maria a Vico insieme al presidente dell'associazione Sant'Alfonso Maria dei Liguori, Marco. Ciao Marco. Ciao, buonasera a tutti. Allora Marco, questa è una festa che dopo un periodo di inattività è tornata alla luce grazie a questa associazione. Qual è stato il desiderio che ti ha portato alla nascita e al ritorno di questa festa? Oddio, questa festa a suo tempo denominata Festa Verrocchi, un toponimo che ci portiamo avanti da tanti anni. Il desiderio sinceramente mi è nato perché quando ero bambino si svolgeva questa festa, ero un adolescente. Mi è venuto così all'improvviso, parlando anche con il parroco Don Carmine, che ringrazio per questo a nome dell'associazione. Praticamente mi ha concesso la possibilità di riprendere questi festeggiamenti. Invece come si strutturano le giornate di questa festa? La festa praticamente dura 3 giorni, sabato, domenica e lunedì, in genere la facciamo in questo modo qua. La domenica è il secondo anno consecutivo che la dedichiamo alla corrida, perché è una cosa molto simpatica che piace anche al pubblico. Ci dedichiamo molto ai bambini, quindi con animazioni adatte ad hoc per loro, e le famiglie sono molto contente di questo. Poi il lunedì chiaramente facciamo un concerto e la domenica a seconda delle possibilità, diciamo. Siamo qui questa sera, 4 agosto 2019, per la serata della corrida insieme al maestro di danza della scuola di danza New Generation, Giuseppe Cioffi. Ciao Giuseppe. Ciao, buonasera. Allora Giuseppe, qui questa sera voi non vi siete esibiti come concorrenti ma come ospiti. Qual è stato un po' le vostre esibizioni? Allora, noi abbiamo fatto delle esibizioni di danza moderna, danza contemporanea e mesh and pop, che è un mio stile di danza creato da un misto di stili tra hip hop, danza moderna, popping e latinoamericano. Siamo qua a Piazza Roma, la mia scuola è sita a Santa Maria a Vico, in via Strettola, nei pressi dell'Istituto Bachelet. Quindi avete alletato un po' tutto il pubblico, perché li vedevo con la bocca aperta per le vostre esibizioni. Grazie, sono contento di questo, contento anche per i miei allievi che mi fanno fare sempre bella figura. Quindi vogliamo fare un saluto e un ringraziamento ai tuoi allievi, a tutto il pubblico, a tutta la serata, chi ha organizzato la serata e agli amici di Street News. Ok, un saluto a Street News, all'associazione che ci ha invitato e tutta la mia scuola che adesso non c'è, e mia sorella Cioffi Anna, altra maestra. Siamo qui con la terza classificata della serata, la signora Elvira. Buonasera. Gli ultimi saranno i primi e io sono contenta di essere venuta qua, nonostante ho fatto tutta la montagna, adesso mi tocca rifarla, però è stata una bellissima serata e anche l'organizzazione è stata speciale, le persone di questo luogo che io non c'ero mai stata sono bellissime. Lei ha partecipato alla corrida nel 2011 insieme a Flavia Insinna. Qual è stata l'emozione di riprovare, diciamo, lo stesso format ma in una piazza come quella di Santa Maria a Vico? Allora, diciamo che io sono un po' veterana di queste piazze, però questa qua è molto meravigliosa, questa piazza è veramente molto grande. Ho partecipato a tante altre corride, diciamo mi piace questo tipo di festicciuole, ecco, la corrida in particolar modo. Un saluto agli amici di Street News e agli amici di Santa Maria a Vico. Ciao a tutti gli amici di Street News, vabbè. Streetnews.it. Qui a Santa Maria a Vico per la corrida siamo insieme al secondo classificato della serata, Francesco. Ciao Francesco. Ciao, buonasera a tutti. Francesco ci ha alletato con un bellissimo spettacolo di cabaret. E qual è stata l'emozione che hai provato per esibirti qui in questa piazza con uno spettacolo che ha fatto divertire tutti? Sì, innanzitutto voglio ringraziare tutto il pubblico perché è stata una cornice di pubblico stupenda. Essendo comunque una bella piazza è tutto più facile e noi cabarettisti abbiamo bisogno proprio del calore del pubblico, perché senza di loro non potremmo fare niente. Quindi grazie. Qual è l'emozione che hai provato nell'esibirti?
Ma l'emozione era quella di fare un'ora di spettacolo, però purtroppo giustamente ci sono insomma altri concorrenti e purtroppo ho dovuto chiudere molto prima, perché quando trovi una piazza insomma di questo genere, come si dice, ho freddo in cuore, quindi questa è stata l'emozione. E un saluto agli amici di Street News e a tutta l'organizzazione di Santa Maria a Vico. Saluto gli amici di streetnews.it e tutta Santa Maria a Vico, siete grandissimi. Alla serata della corrida siamo qui con il vincitore della serata, Vincenzo. Ciao Vincenzo. Buonasera a voi. Allora Vincenzo, com'è stato vincere? Non me l'aspettavo, un'emozione unica già quando sono salito qua sul palco, vedere tanta bella gente, la piazza diciamo tutta piena, ma l'emozione più bella sai qual è stata? Dopo la mia esibizione tutto l'applauso della piazza, al di là che poi sono stato io il vincitore, la verità non mi aspettavo di essere il vincitore, però è sempre un'emozione unica, indescrivibile e sono cose che rimangono a vita. Qual è invece il messaggio che vorresti mandare a Nino D'Angelo, perché grazie a una sua canzone se tu hai vinto? Il mio sogno è sempre quello là di magari di stringergli la mano un giorno, perché l'ho sempre visto magari ecco qua da un palco seduto o magari da una piazza stracolma, lui qua io miglia lontano da lui. Sono cresciuto con le sue canzoni ancora oggi e lo farò sempre. Un saluto invece agli amici di Street News, a Santa Maria a Vico e soprattutto al pubblico che ha decretato la tua vittoria. Un saluto certamente a tutti, volevo fare un saluto soprattutto al direttore Davide Napolitano che già 3-4 volte ha cercato di portarmi su questo palco, io purtroppo per motivi di lavoro non potevo accettare e niente. Va benissimo Marco, allora noi auguriamo in bocca al lupo per questa festa e un saluto agli amici di Street News e a tutta l'associazione. Grazie anche a Street News, chiaramente, a Davide Napoletano, al presentatore della corrida Maurizio, e saluti a tutti gli ascoltatori.